Bomba dell'ultimo minuto, tifosi del Napoli. Una mossa a sorpresa nel mercato dei trasferimenti potrebbe portare un grande nome per rafforzare la difesa. Non perdetevi nessun dettaglio. Iscrivetevi subito al canale e attivate la campanella per seguire tutti gli aggiornamenti. Lasciate un like e mostrate il vostro sostegno mentre esploriamo l'ennesima trattativa che promette di scuotere i retroscena del calcio italiano. Secondo quanto riportato da Asterisco Tutto Sport Asterisco, il difensore della Juventus Danilo avrebbe già dato il suo assenso a raggiungere il Napoli e lavorare con Antonio Conte. La difesa partenopea, attualmente sostenuta da Alessandro Buongiorno e Amir Rahmani, ha urgente bisogno di rinforzi per garantire la costanza nella lotta per il vertice della classifica. Tuttavia, ci sono delle sfide da affrontare per realizzare questo trasferimento. Il Napoli sta tenendo d'occhio anche Jakub Kiwior dell'Arsenal. Ma la differenza tra l'offerta di 15 milioni del club e i 25 milioni richiesti dagli inglesi rende complicata la trattativa. Nel frattempo, Danilo è emerso come un'alternativa più realistica, con l'appoggio di Conte. Tuttavia, la Juventus dovrebbe completare la propria ricerca di un sostituto prima di lasciar partire il brasiliano. Una voce che ha attirato l'attenzione è la possibilità di uno scambio tra Danilo e Giacomo Raspadori. Tuttavia, le fonti indicano che il Napoli difficilmente accetterà di cedere Raspadori, un pezzo importante della rosa, per rafforzare una diretta concorrente. Ora vogliamo sapere da voi, tifosi del Napoli. Pensate che Danilo sia il rinforzo giusto per consolidare la difesa? E che ne dite della possibilità di inserire Raspadori in un'operazione di scambio? Pensate che ne valga la pena? Lasciate le vostre opinioni nei commenti e restate sintonizzati per ulteriori notizie sul mercato dei trasferimenti del Napoli.